Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del programma di Onebu, della rassegna culturale dedicata all'archeologia della Sardegna. Abbiamo oggi ospite il professor Michele Guirguis, che ringrazio per aver accettato l'invito e per essere stato disponibile a raccontarci un pezzetto della sua professione, perché lui è docente appunto di archeologia, nello specifico archeologia fenicio-punica a Sassari, giusto Michele? Sì. Quindi abbiamo l'opportunità oggi di vedere un programma abbastanza interessante, perché si tratta di capire diciamo, il periodo fra bronzo finale e primo ferro, quando in Sardegna la civiltà nuragica ha subito diverse trasformazioni, è cambiato il rituale funerario, hanno dismesso un po' i nuraghi, sono stati trasformati alcuni in templi, quindi un periodo, questo del primo ferro, che intriga assai sia a noi appassionati sia a voi docenti e studiosi e professionisti. Io ne approfitto subito per salutare tutti i nostri amici di Onebu che seguono questa rassegna, che appunto è organizzata proprio per la divulgazione di questa materia. Saluto anche i vari circoli sardi che in giro per il mondo si sono appassionati a questa rassegna, ci stanno seguendo ogni venerdì, loro sanno che alle 19 andiamo in diretta e quindi si collegano, si riuniscono nelle loro sale e ci ascoltano, insomma, dall'altra parte del mare. Saluto Gianni Garbatti, che è il presidente del circolo ICNUSA di Madrid, che so che ha organizzato proprio una serata per ascoltare in diretta la nostra conversazione. Hola. Hola. E quindi direi che possiamo subito iniziare dicendo grazie a Michele Guirguis per la partecipazione. Sarà una serata molto intensa perché ho visto le immagini nelle slide che mi ha mandato Michele in anteprima e sono rimasto affascinato. Sono tante, quindi vedremo di fare una piccola selezione. Va bene, Michele? Tu oggi ci presenti come argomento il passaggio dai nuraghi alle città, con le varie differenze, quindi dovremo cercare di capire, ci dovrei prendere per mano e accompagnare in questo percorso, sapendo che non ci sono soltanto addetti ai lavori che ci ascoltano, ma ci sono soprattutto amici appassionati, amanti dell'archeologia e della storia della Sardegna, e quindi cerchiamo di limitare i termini tecnici. Per una volta, anziché fare il docente di archeologia con i tuoi allievi, dovrei fare insomma il professore amico di questi ascoltatori che sono a digiuno un pochettino della nostra materia. Buongiorno Michele. Grazie per Luigi e grazie alle persone che sono connesse che ci ascolteranno. Ma questa è una bellissima sfida perché ci tengo a precisare che anche con i nostri allievi cerchiamo di limitare i termini tecnici. Per una volta... No, vai, ho fatto un errore io con No, dicevo che anche con i nostri allievi cerchiamo di utilizzare i termini tecnici laddove ha un senso anche, no? Impararli, impiegarli, eccetera, altrimenti cercherò insomma di essere abbastanza insomma chiaro, di utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile. Sarò anche, già lo dirò, un pochino provocatorio, no? su alcune questioni, anche perché appunto poi farò vedere le immagini, mi sono un po' così dilettato a fare alcuni calcoli, ecco, diciamo così, senza pretesa ovviamente che siano poi delle operazioni scientificamente inoppugnabili, ovviamente, però giudicherete voi. Perché appunto con Pierluigi sono stato chiamato a discutere, introdurre, approfondire eventualmente questo argomento, che in sostanza con questo titolo Dai nuraghi alle città è ugualmente un po' provocatorio e, se vogliamo, anche improprio, nel senso che noi sappiamo che nascono in Sardegna degli insediamenti di fisionomia urbana, ma solo in alcuni casi questi possono essere posti in relazione con preesistenze di età nuragica, quindi con nuraghi, no? Diciamo, da quello che noi vediamo oggi, in realtà il nuraghe non si trasforma in una città in senso pieno in epoca storica, durante l'età fenice e punica, ma semplicemente perché intercorrono tanti secoli, no?
sono gli stessi sardi, prima ancora dell'arrivo dei Fenici in Sardegna, di genti straniere che guardano al nuraghe ovviamente come un monumento dei loro avi sostanzialmente, no? In questo caso ci stiamo riferendo ai secoli dell'età del ferro, fine del bronzo, inizi dell'età del ferro, quindi X, IX, VIII, VII, VI secolo a.C. e poi si entrerà dentro l'età punica. Quindi con Pierluigi ho raccolto, diciamo, questa sfida, ma mi rendo conto che spesso, per soprattutto il grande pubblico, può essere un po', come dire, non tanto difficile da accettare, ma un po' ostico da comprendere questo processo in base al quale noi consideriamo alcuni villaggi, anche molto estesi, di età nuragica, certi complessi, come delle strutturazioni di tipo proto-urbano, senza che raggiungessero poi effettivamente uno status cittadino, uno status urbano, e facciamo spesso riferimento ovviamente alla grande tradizione urbanistica che si sviluppa nel vicino Oriente. E quindi spesso, prego. Sì, volevo interromperti un attimo per chiederti quali sono è una domanda che mi è venuta in questo momento, quali sono i dati distintivi che possiamo trovare in una città e che invece non troviamo in un villaggio, chiamiamolo proto-urbano? Cioè, come facciamo a classificare una città? Sì, allora, intanto sono argomenti, questi devo dire, molto complessi e tuttora in parte anche dibattuti, anche se esistono tanti punti fermi. Ecco, l'errore che spesso si fa è considerare una fisionomia urbana esclusivamente dal suo aspetto esteriore, no? Cioè, ad esempio, spesso ho sentito dire, ma come, ma il villaggio di Barumini, oppure Serra Aureus di Dorgali o Gianna Maria di Villanova Foro hanno effettivamente una complessità particolare, hanno una strutturazione dello spazio, si registra l'esistenza di luoghi pubblici comunque, no? Quindi una divisione tra pubblico e privato, eccetera. E quindi siamo comunque tentati di riconoscere ovviamente questa grande complessità. Però quello che riguarda, diciamo, il concetto urbano, e questo lo vediamo soprattutto se guardiamo alle grandi civiltà dell'Oriente, ha semplicemente un riflesso poi nelle architetture, ma riguarda, diciamo, concetti sostanzialmente di tipo politico, sociale, cioè una divisione del lavoro particolare, un'amministrazione spersonalizzata, l'esistenza anche di sistemi elettivi anche, no? Di rappresentanza a livello cittadino, una divisione in classi e poi soprattutto una delle cose più distintive delle civiltà urbane è l'utilizzo della scrittura, ovviamente, ma parliamo di scrittura complessa, quindi non solo annotazione di merci, ma proprio una vera e propria anche letteratura, storiografia, eccetera. Questi sono gli aspetti principali che poi ovviamente estesi su un territorio molto ampio, quindi su una dimensione urbana, insediamentale molto ampia, danno luogo ovviamente a strutture che sono molto 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 complesse, però non è solo la complessità architettonica, è figlia di una complessità sociale, politica ovviamente, mai il contrario. Ecco perché non basta guardare alla strutturazione, no? Altrimenti anche le piramidi potrebbero essere considerate un monumento urbano perché sono articolatissime, complicatissime, eccetera. No, è che ovviamente una società complessa poi esprime questa complessità anche a livello architettonico. Ma se tu mi autorizzi, io vorrei iniziare forse a far vedere qualche immagine. Sì, certamente, iniziamo anche perché sono tante, quindi possiamo iniziare. Siamo anche già un centinaio di persone che stanno seguendo la diretta, quindi andiamo avanti. Allora, voi qua vedete, si vede adesso il mio schermo? Sì, adesso sì. Allora, ecco, intanto metto questa immagine per commentare un po' quello che è un cliché, un luogo comune, no? L'immaginario per cui noi pensiamo sempre che questi fenici siano sostanzialmente dei mercanti e quindi si muovessero nel Mediterraneo con finalità mercantili. Questo è ovviamente vero, però è una visione estremamente riduttiva di un popolo, di una cultura, ed è anche una visione, se vogliamo, figlia di stereotipi che vengono costruiti nel corso dei millenni già in epoca antica, di cui noi ancora oggi ne subiamo in qualche modo l'influsso, perché ovviamente queste sono delle considerazioni, oserei dire anche un po' banali, no? Nel senso, qual era il popolo antico che non praticava il commercio? Forse i Fenici lo praticavano anche più di altri effettivamente per varie ragioni,
Però naturalmente questa è una visione estremamente riduttiva di un fenomeno che, ricordo, si dispiega dalla sede di origine dei Fenici, che è in Oriente, fin ben oltre il Mediterraneo, quindi sulle coste atlantiche. Stiamo parlando di un viaggio di più di 4.000 chilometri, quindi ovviamente una diaspora di questi elementi orientali che si spostano in altre aree su una superficie veramente enorme, gigantesca. Queste sono... Ti fermo un attimo, Michele. Sì. Allora, c'è da dire che questo percorso di 4.000 chilometri comunque veniva percorso su più tappe, quindi dobbiamo immaginare questo mare Mediterraneo come una consecuzione di approdi che venivano percorsi dalle imbarcazioni, e quindi tutte le genti entravano a contatto con tutti gli altri. Bene o male, perché in ogni approdo c'era qualcuno che saliva, qualcuno che scendeva, imbarcavano merci. Senza dubbio. Si vede la mia freccia? Sì, si vede bene. Manina, ecco, sì, senza dubbio, però anche questo, Pierluigi, che non ci faccia perdere di vista anche un'altra questione fondamentale di queste navigazioni, cioè che esisteva anche la navigazione d'altura. Intanto perché banalmente ci sono dei punti, ad esempio la Sardegna, per raggiungere la quale ovviamente i Fenici non facevano il passaggio dalla Corsica, cioè è comunque navigazione di altura all'interno del Mediterraneo. Ma noi conosciamo anche dei relitti in quest'area, ad esempio al largo di Ascalona, dei relitti di VIII secolo fenici, che dimostrano assolutamente la navigazione di altura. Diciamo, ovviamente c'è da fare i conti con le correnti del Mediterraneo, che sono tra l'altro molto diverse da quelle dell'Atlantico in questo punto, e quindi i Fenici seguivano le rotte che già vennero percorse da navi dell'epoca del bronzo. Pensiamo al relitto di Uluburun, che sappiamo girava intorno a quest'area, ovviamente con delle tappe intermedie, però a un certo punto dal Peloponneso, da Chitera o dalla stessa Creta, vedete che è comunque navigazione d'altura fino ad arrivare allo stretto oppure all'isola di Malta e poi successivamente in Sardegna. Quindi comunque sono grandi ed esperti navigatori che si muovono su un areale enorme, iniziando a fondare degli insediamenti tra la fine del IX e gli inizi dell'VIII secolo a.C. in alcune aree, che poi pian piano vedranno la nascita di altri insediamenti, di altri sviluppi. Ma tutto nasce, vedete, in quella area del vicino Oriente, della costa mediterranea orientale, il Levante, corrispondente grosso modo all'attuale Libano, che vedete qua, anche se poi i insediamenti fenici si trovano anche in Siria a nord e nei territori di Israele e Palestina nel sud, che si muovono verso Oriente, anche per questioni geografiche, perché hanno alle spalle le catene del Libano e dell'Antilibano che raggiungono e superano i 3.000 metri, quindi rappresentano veramente una barriera quasi invalicabile, sia verso l'Oriente mesopotamico, l'alluvio mesopotamico, la Siria, eccetera, sia spingono in qualche modo i Fenici a intraprendere quasi naturalmente dei viaggi. Mi viene in mente, scusa Michele se ti interrompo un attimo, mi viene in mente appunto a proposito di queste due catene Libano-Antilibano che si trovano nel territorio nel quale troviamo la presenza di queste città fenicie, che lì ci sono pochissimi terreni coltivabili, quindi secondo te è possibile che questi si sono spinti per mare anche per la carenza di prodotti agricoli, insomma cercavano derrate alimentari? Allora, sì, sostanzialmente è così. Allora, esistono due aree particolarmente favorevoli all'agricoltura nel Libano. A nord la cosiddetta piana di Akkar e a sud la cosiddetta piana di Acco. Poi attenzione, questi terreni sono tutti fertilissimi, solcati da fiumi, però ovviamente non rappresentano un areale così vasto da impiantare appunto un'economia basata su quel tipo di lavoro. Quindi da un lato è vero quello che dici, i Fenici automaticamente quasi sono stati sempre portati intanto a essere degli intermediari commerciali e in secondo luogo ad acquisire materie prime e trasformarle. Quindi pur non possedendole comunque le trasformavano. E poi comunque il Libano ha una materia prima unica in tutto l'areale del vicino Oriente e direi in generale del Mediterraneo orientale, che era il legno di cedro. Non a caso il legno di cedro è una delle risorse più importanti sia per l'Egitto sia per i grandi imperi mesopotamici che infatti a più riprese richiedevano dalle città fenicie quando non requisivano con la forza questi tronchi di cedro, che sarebbe adesso lungo dire il perché erano così importanti, però è l'unica grossa specie arborea di tutto
tutto il vicino Oriente. Diciamo. Quindi veniva utilizzata, ad esempio, per fare i tetti delle case o dei grandi templi, oppure le chiglie delle navi, insomma. Sì, soprattutto per la carpenteria navale, che poteva utilizzare, come leggiamo anche nel Vecchio Testamento, la famosa invettiva di Ezechiele contro Tiro, varie tipologie di legni, però il legno di cedro ha una caratteristica, cioè ne ha vari importanti, intanto che può raggiungere e superare anche i 20 metri, quindi è un elemento fondamentale per la costruzione, a sua volta dell'elemento fondamentale delle navi, delle barche a vela, tuttora, cioè l'albero maestro, che non può essere composto di più parti, ma deve essere realizzato con un unico tronco, e quindi solo il legno di cedro. Poi era anche profumato e soprattutto è resistente alle teredini, che sono dei parassiti, chi va a vela lo sa, che possono attaccare le chiglie del legno delle navi quando stanno sott'acqua. Quindi ovviamente, ad esempio, nel Vecchio Testamento noi leggiamo della costruzione del Tempio di Gerusalemme con maestranze, da parte di Salomone, con maestranze che provenivano dalla Fenicia e anche con l'utilizzo di tronchi di legno di cedro, che si diceva venivano abbattuti, fatti scivolare utilizzando il corso dei fiumi e poi lì imbarcati, esattamente come si vede in questo rilievo assiro che rappresenta delle navi fenicie che caricano, trasportano proprio dei tronchi di legno di cedro, tra l'altro in uno scenario dominato da questo isolotto con una cittadina che probabilmente è Arado o Tiro, cioè una delle due città della Fenicia che stavano su due isolotti. Perfetto. Ma io volevo appunto, diciamo, era necessario fare una piccola parentesi sulla nascita della città, cioè sul concetto di civiltà urbana. E per fare questo io vorrei intanto farvi vedere questa immagine che rappresenta la, direi, proverbiale, quasi scolastica, mezza luna fertile, dove effettivamente tutto è nato sotto questo punto di vista. Con tra l'altro delle fasi intermedie, ad esempio qua siamo in Anatolia, a Çatalhöyük, in cui esistono delle strutture fin dall'VIII millennio avanti Cristo molto complesse, ma che tuttavia, seppur apparentemente possano sembrare delle realtà urbane, non lo sono, no? Ad esempio, questo è uno dei casi più emblematici che viene spesso chiamato in causa. Çatalhöyük, a vederlo così in questa ricostruzione fededegna, diciamo, sulla base degli scavi, sembrerebbe di essere di fronte a un centro urbano. Poi però, guardando nel dettaglio, gli scavi hanno ad esempio dimostrato che non esistono strade interne e non a caso le persone sono rappresentate sui tetti, perché si deambulava da un ambiente all'altro sui tetti. Non esistono poi delle aperture verso l'esterno, cioè ha la fisionomia di un grande villaggio molto complesso, ma non è una struttura urbana, ovviamente, non è una struttura urbana, qua ci sono ancora alcune immagini. Tutto nasce, quindi vi dicevo, soprattutto nel sud della Mesopotamia, attraverso un processo, come dicevo prima, che è di natura soprattutto sociale, politica prima ancora che economica. Certo, le eccedenze, diciamo, il clima favorevole, anche la topografia di questi luoghi ha favorito, ma è soprattutto lo sviluppo dell'ingegno umano che ha portato alla cosiddetta rivoluzione urbana. Cioè, a partire soprattutto dalla seconda metà del terzo millennio avanti Cristo, noi abbiamo lo sviluppo della scrittura, lo sviluppo di grandi insediamenti, e quando parliamo di scrittura, Pierluigi, parliamo di archivi che hanno decine di migliaia di tavoletti, di documenti scritti e non solo di natura commerciale. Ad esempio, questa è un'immagine di come i colleghi tedeschi che hanno lavorato sul sito ricostruiscono la città di Uruk alla fine del terzo millennio avanti Cristo. Parliamo ovviamente di strutture veramente imponenti, monumentali, che saranno poi a un certo punto sublimate, diciamo così, con lo sviluppo dell'impero assiro, no? Gli assiri sono quella realtà mesopotamica con cui i fenici erano in contatto e di cui subiscono anche un po' l'influenza politica, che iniziano a costruire città, nuove capitali, soprattutto a partire dal primo millennio avanti Cristo. Questa è la città di Assur, da cui tutto nasce fin dall'epoca paleo-assira, ma io volevo, ecco, ad esempio, farvi vedere, questo è semplicemente un piccolissimo quartiere della città assira di Assur. Guardate che genere di complessità, i numeri che vedete indicano la presenza di archivi domestici delle famiglie che quindi conservavano la scrittura, i documenti, eccetera. E se non hai niente da chiedermi, Pierluigi, andrei un attimo quindi avanti.
No, vai avanti. Più che altro volevo chiederti questo. Questo sistema di cui mi stai parlando, queste grandi città e queste tavolette che riportano i segni di scrittura, naturalmente in questi segni di scrittura ci sono preghiere, quindi legami con la religione, ci sono contabilità, quindi il sistema di palazzo che deve conservare i beni. Quindi c'è un legame fra la scrittura e il sistema di palazzo, a quanto mi sembra di capire. Allora, sì, col sistema di palazzo, anche se però il termine palazzo per le realtà urbane del vicino Oriente mesopotamico non è pienamente corretto, riguarda più altri ambiti del Mediterraneo, ad esempio la società minoica, micenea, eccetera. Ma c'è sicuramente un legame, però ecco, la straordinarietà dell'invenzione della scrittura è che si nasce, cioè si sviluppa, nasce dall'esigenza sostanzialmente economico-amministrativa, ma immediatamente fiorirà anche con, ad esempio, la redazione di proverbi, letteratura sapienziale, la saga di Gilgamesh, ad esempio. Cioè la scrittura diventa quello che noi siamo abituati oggi a conoscere, quindi non solo un sistema per annotare, ma anche un sistema per tramandare ai posteri, per mantenere memoria degli eventi storici. Cioè diventa una scrittura a tutti gli effetti. Sì, io ricordo, scusa se ti sto interrompendo, a scuola, al liceo, avevo fatto il codice di Hammurabi che mi aveva sflashato, era straordinario, e sono andato lì a spulciare, e nel codice di Hammurabi ho trovato, ad esempio, una legge che dirimeva le controversie sulle precedenze nelle valli fluviali, cioè nel fiume chi sta trasportando merci controcorrente deve lasciare lo spazio a chi è a favore di corrente, perché altrimenti se c'è un incidente deve ripagare i danni, cioè un po' come funziona oggi il codice della strada, quindi è straordinario. Ma anche di più, di tutto di più. Diciamo, io oltre a Fenicio Punica all'università con gli studenti faccio anche storia del vicino Oriente, e quindi leggiamo anche dei testi, e spesso ho letto anche dei testi della fine del terzo millennio avanti Cristo che sono di un'attualità sconvolgente, cioè laddove ad esempio ci sono delle invettive contro la burocrazia perché bloccava i lavori, ad esempio. Come oggi, come ancora oggi. Ecco, quindi Pierluigi, cioè, non solo queste civiltà sono urbane e storiche in senso pieno, ma noi oggi possiamo calarci in queste realtà, anche nella realtà minuta delle singole persone, proprio perché abbiamo la scrittura, e quindi questa scrittura ci consente di ricostruire la storia, come si dice, evenimenziale, cioè degli avvenimenti. Il che significa che anche in Sardegna saranno avvenuti avvenimenti, alleanze, guerre, personaggi che avranno cercato di allargare la propria influenza sulle realtà vicine, esattamente come studiamo le storie di tutti gli altri popoli, la storia dei Greci, la storia dei Romani, eccetera. Solo che di loro conosciamo gli eventi, conosciamo una narrazione, no? Spesso fatta a posteriori, naturalmente, come tuttora oggi quando si fa la storia, quando studiamo la storia contemporanea. Però ecco, c'è quindi questo grande divario tra le civiltà di cui noi possiamo leggere effettivamente qualcosa e invece le civiltà che sono mute e che quindi rimangono nell'ambito della preistoria e della protostoria. Ma diciamo, ecco, io volevo, perché appunto, come dicevo all'inizio, quando spesso si fatica a comprendere come, vista la complessità architettonica, ingegneristica, anche a livello proprio di infrastrutture, diremmo oggi, no? Dei grandi complessi nuragici, noi rimaniamo certamente molto impressionati. No? Qua vi ho messo alcune immagini, ecco, mi sono un po' divertito a prendere alcune misure per trasmettervi quello che vorrei arrivi, perché ovviamente abbiamo parlato di differenze tra villaggi proto-urbani e vere e proprie città, quindi veri e propri insediamenti di carattere urbano, parlando della scrittura, della differenziazione nel lavoro, diciamo, sono discorsi molto complessi sui quali bisognerebbe fare un'altra conferenza. Ma ovviamente anche il parametro dimensionale ha comunque un suo peso, soprattutto quando ci porta a sproporzioni come quelle che vi mostrerò. Ora, questo è il nuraghe di Barumini, su nuraghe di Barumini, qua abbiamo il villaggio di Serucci a Gonnesa, questo dovrebbe essere il nuraghe a Rubio di Orroli, questo è il villaggio di Serraorrios di Dorgali. Tutte strutture che a noi evocano ovviamente una complessità architettonica e anche un'estensione
diciamo imponente. Notevole, sì. Effettivamente, misurandole, qua vedete, lo può fare chiunque di voi col strumento righello di Google Earth, vedete che Barumini, anche prendendo largo, siamo su circa 1,30 ettari. L'area di Serucci, anche in questo caso, tenendoci molto larghi, siamo sui 5 ettari. Questo siamo sui 4 ettari. La Rubio di Orroli, il villaggio di Serraolius ad Orgali, siamo circa 3 ettari. Fermati un attimo, Michele, per dare un senso agli ettari. Allora, un ettaro è grosso modo la dimensione di un campo di calcio. Sì. Ok, per grandi linee. Quindi Barumini è grande quanto un campo e mezzo di calcio, siamo a quelle dimensioni. Ovviamente tutto intensamente interessato dalla presenza di strutture, quindi comunque sono superfici effettivamente molto molto ampie. Vedete ad esempio qua il Nuraghe Palmavera, recenti studi, una tesi di specializzazione recente che porta a riconoscere parte del villaggio anche al di là della strada, ma anche in questo caso, quindi delineando un perimetro molto molto ampio, vedete che superiamo di poco i 2 ettari. Idem per il bellissimo Nuraghe Sirai di Carbonia, che ha tra l'altro tutto uno sviluppo durante i secoli dell'VIII e del VII e parte del VI secolo a.C., ma anche in questo caso, vedete, andando ben oltre l'area dei posteggi attuali e oltre le strutture murarie visibili, siamo intorno ai 3 ettari, e anche in Nuraghe Sant'Antine di Torralba, vedete, siamo intorno a 1,40 ettari. Quindi edifici che a noi sembrano, cioè, che nella realtà sono monumenti straordinari, grandissimi, giganteschi, però raffrontati alle dimensioni di una città del vicino Oriente siamo a dimensioni veramente minime. Adesso ci arriviamo. Okay. Allora, questa è la città di Nimrud, siamo sulla riva destra del fiume Tigri, attuale Iraq. Questa è la città che il sovrano Surnasirpal II, nella prima metà del IX secolo, intorno all'869 se non ricordo male, inaugura, cioè fonda ex novo, ovviamente con l'utilizzo anche di grosse fasce di popolazione deportata, eccetera. Ora, vedete, questo è l'acropoli di Nimrud e questo è il circuito murario che ingloba la città, che ovviamente è praticamente impossibile da scavare in estensione, viste le dimensioni. Ora, io qua ho riportato le dimensioni di 1,31 ettari, cioè quelle che noi abbiamo visto espresse dal Nuraghe di Barumini. Se andassimo a verificare tutta l'estensione della città, questa città è di 410 ettari e solo l'acropoli, cioè solo la parte più importante dove stavano gli edifici religiosi e pubblici di maggiore importanza, il Palazzo del Sovrano, tra l'altro, che è questo, il Palazzo Nord-Ovest, siamo solo l'acropoli 26 ettari. Ma se ciò non dovesse bastare, io vi mostro invece l'ultima delle città assire, fondata e soprattutto, diciamo, trasformata in capitale tra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo, è Ninive. La città di Ninive ha intanto un fiume che scorreva al centro della città, con un'acropoli, ma vedete che tutto il perimetro della città antica, che è attualmente inglobata, queste le strutture moderne che vedete, è l'odierna Mosul, in Iraq, siamo oltre i 750 ettari e solo una delle due acropoli, l'altra acropoli qua, Nebi Yunus, solo una delle due acropoli sfiora i 40 ettari. Quindi ovviamente, se per capire, cioè, la città di Nimrud va a sovrapporsi a tutta la città di Sassari, non solo al centro storico, ma inglobando anche tutta la fascia, diciamo, delle Sassari 2, tutta la periferia, parte della zona industriale, eccetera. Ecco, forse così Luigi può essere più chiaro di che tipo di proporzioni stiamo parlando. Sì. Ovviamente voi mi direte il parametro dimensionale è solo uno, sì, però quando è così sproporzionato voi vi potete rendere conto a cosa serviva la scrittura. Come si fa a gestire una città di 700 ettari? Cioè, parliamo di luoghi pubblici, ma qua parliamo di chilometri e chilometri e chilometri di strade, edifici, cittadini, fasce della popolazione, cioè siamo a un livello di complessità veramente molto molto notevole. E quindi questo ci tenevo a precisare, perché spesso sento dire sì, ma non è paragonabile, perché
Cioè, questi sono i grandi centri urbani dell'Oriente, e i Fenici questi centri urbani conoscono, certo. e in qualche caso costruivano anche. Ecco perché le altre immagini vi volevo mostrare alcuni calcoli dimensionali che ho fatto proprio questo pomeriggio su 4 città fenicie, ad esempio, che non sono paragonabili alle grandi metropoli assire, però vedete, la città di Tiro solo nella sua parte insulare, perché poi aveva anche un corrispettivo sulla terraferma, sembra piccola, ma stiamo comunque parlando di 60 ettari. Solo il centro di Byblos, questa è la città di Byblos, nel punto in cui mantiene le strutture databili fino al bronzo antico, parliamo di una cittadina di almeno 14 ettari. La città di Arado in Siria, su un'isola che non abbiamo motivi di dubitare che fosse integralmente abitata durante l'età fenicia, siamo oltre i 20 ettari. E uno degli insediamenti più piccoli, Melamed, nel sud, a sud di Tiro, quasi al confine con l'odierno Israele, un bellissimo sito sul quale più avanti spero di poter dare qualche notizia ulteriore. Siamo comunque sui 12 ettari, cioè comunque 4, 5, 6 volte tanto i grandi complessi di età nuragica che vi ho fatto vedere. Se ci spostiamo in Occidente le cose cambiano di poco, vedete, Cartagine in una sua estensione ipotetica al massimo dello sviluppo siamo intorno ai 70-80 ettari, no? Anche se comunque è stato studiato che l'insediamento più antico, subito dopo la fondazione, si dovesse limitare intorno ai 20 ettari. Poi vedete l'isoletta di Mozia, siamo quasi 40 ettari, e la cittadina di Kerquan siamo sui 5 ettari. E poi arriviamo in Sardegna, no? Ecco perché quando diciamo la realtà di Sulchi, anche dimensionalmente era molto molto ampia. Ora qua... Sì, diciamo, aspetta, Sulchi, Michele intende Sant'Antioco. Sant'Antioco, sì, ovviamente. Sì, sì. Io faccio, vabbè, quando parlerai in termini di professore io intervengo subito. Sì, bloccami, fai bene. Vai. No, dicevo, ovviamente questi, un esperto, un collega archeologo, ovviamente questi sono dei calcoli fatti, diciamo così, no, alla buona. Noi non sappiamo esattamente quali siano i confini della città, però conosciamo dei punti dove si è scavato e dove si è potuto vedere che esistevano delle strutture di età fenicia. Poi ci sono i limiti fisici imposti, ad esempio, dalla necropoli, dall'area del Tofet che stava qua. Quindi, Tofet, scusa Michele, il Tofet è il cimitero dei bambini. Il Tofet, sì, è questo santuario necropoli in cui venivano deposti i bambini nati morti o deceduti in tenera età. Ma per dire, anche disegnando così, giocando un po' al ribasso, siamo almeno tra i 15-20 ettari, cioè parliamo comunque di dimensioni notevoli, che non tutti gli insediamenti di età storica naturalmente avevano. Vedete, questo è un calcolo diverso, in questo caso dal Tofet all'Acropoli, all'area del Cronicario, ma siamo quasi certi che anche qua fosse abitato, siamo comunque sugli 11 ettari, quindi su dimensioni notevoli. Il caso di Montesirai, ad esempio, Montesirai si abitava anche fuori dall'Acropoli, però l'Acropoli, vedete, invece ricalca dimensioni che siamo abituati a vedere espresse soprattutto durante l'età del bronzo e la prima età del ferro. Siamo in una cittadina di circa 1 ettaro e, diciamo, veramente poco più. L'area di Nora ugualmente, non sappiamo i confini esatti dell'insediamento dell'età fenicia, qua ci sono tracce, qua siamo sull'altura di Tanit, c'è ovviamente la fase fenicia anche del tempio di Esculapio che vedete qua, a Sapunte su Coloru, però in ogni caso anche racchiudendo un'area di questo genere siamo sui circa 3 ettari. Quindi aspetta, prima di passare alle zone minerarie, perché ho già visto l'immagine, sì. Ti chiedo, possiamo anche fare un'altra ipotesi interessante, cioè il fatto che le città orientali, che sono così grandi, così vaste, collegate da vie, da strade abbastanza estese, rispetto a quei piccoli centri sardi, può anche voler dire naturalmente una diversa organizzazione lavorativa, cioè laddove sono accentrati in una città tantissime attività, abbiamo una, come si può dire, una piramide di attività molto estesa, mentre in Sardegna piccoli centri con grandissimi terreni, grandissime estensioni di terreni vicini, e quindi possiamo pensare a proprietari terrieri o comunque un'organizzazione completamente diversa. Cosa dici? Sì, cioè non vorrei che
essere frainteso. Allora, intanto, vabbè, comunque anche gli Assiri che stavano a Ninive e a Nimrud avevano il loro territorio poi di pertinenza, ovviamente, non è che coltivassero all'interno della città o cavassero la pietra all'interno della città. La città, per essere definita tale, deve avere un territorio di pertinenza, ovviamente. No? Parliamo di città-stato che hanno un territorio di pertinenza, che hanno degli insediamenti satellite, che hanno anche una gerarchia negli insediamenti. Ora, ovviamente io ho fatto questi calcoli dimensionali semplicemente per spiegare alle persone che, appunto, quando diciamo ma guardate che i grandi centri urbani stanno in Oriente, cioè non ce lo inventiamo, cioè parliamo di una differenza da 1 ettaro a 700 ettari, cioè da 1 a 700 è il rapporto. Ovviamente poi però ci sono da fare milioni di altre considerazioni, no? Ad esempio in Sardegna abbiamo comunque un popolamento probabilmente più fitto anche nel territorio, cioè nel vicino Oriente è un alluvio mesopotamico con sterminate distese, no? di aree fangose, pedemontane, c'è un po' di tutto su un areale veramente enorme. In Sardegna ovviamente il popolamento ha dovuto fare i conti con una conformazione di terreno molto diversa, quindi ovviamente questi calcoli che io ho fatto lasciano il tempo che trovano, però ritengo che siano comunque indicativi, se non altro per capire a livello dimensionale cosa intendiamo quando parliamo di grandi centri urbani dell'Oriente e quindi del fatto che i Fenici quando arrivano in Occidente li consideriamo depositari della grande civiltà urbana che appunto portava esempi di quel genere, che ha con sé la scrittura e un tipo di organizzazione sociale che comunque è diversa rispetto a quella del passato. Questo perfetto. È innegabile. Perfetto. Se voi allora, arriviamo alla Sardegna, quindi questi Fenici, diciamo, nel X, IX, VIII, VII secolo, in più ondate successive, trasferiscono le loro merci, i loro uomini lungo le coste mediterranee. Ecco, perché arrivano in Sardegna e si trattengono e si integrano con i sardi? Sì, allora, se noi sovrapponessimo una cartina della Sardegna con l'indicazione dei principali insediamenti attivi in età arcaica e poi anche nell'età punica, comunque pre-romana, se la sovrapponessimo a... Aspetta, devo aggiungere, ok. Si vede? Vai. Sì, adesso sì. Ecco, dicevo, se noi sovrapponiamo questa carta alla carta con le principali aree che hanno delle risorse dal punto di vista della metallurgia, metallifero, ovviamente vedremo quasi una coincidenza, cioè non è sbagliato dire che i Fenici arrivano, si muovono verso occidente e tra le varie aree dell'occidente arrivano a stabilirsi anche in Sardegna sostanzialmente per acquisire argento. Non è sbagliato nella misura in cui un fenomeno così complesso che si dispiega, ripeto, su un areale enorme viene da noi ricondotto a un elemento, no? I grandi processi storici non sono mai riconducibili a un'unica causa, ci sono tante concause ovviamente. Un'altra causa, infatti io mi sento di dire e ripeto spesso, è il fatto che proprio i Fenici in Sardegna trovano una controparte molto forte, che è quella dei sardi dell'età del ferro, con i quali intrattenere delle relazioni di natura commerciale e anche avviare dei nuovi processi di trasformazione, no? Come abbiamo visto per quanto riguarda la viticoltura nell'area di Porto Conte, di Sant'Imbenia, o la trasformazione di materie prime nell'area del Sulcis, lo sfruttamento di risorse boschive, del cervo, diciamo, si inaugurano ovviamente nuovi stili di vita e anche nuove esigenze dal punto di vista economico, però sicuramente i metalli rappresentano un'attrattiva molto molto forte. No? Aspetta, Michele, hanno fatto una domanda molto interessante. Mi dicono, ma allora, quando sono arrivati in Sardegna queste persone che conoscevano le strutture delle grandi città del vicino Oriente, a livello di popolazione in Sardegna che cosa hanno trovato? Cioè c'è stata non soltanto una differenza di articolazione delle città che da noi erano infinitesimamente più piccole, ma anche il popolamento era completamente diverso. Ho capito, sì. Allora, questa è una domanda molto interessante, devo dire, perché mette allo scoperto una delle esigenze della ricerca, e cioè noi siamo molto indietro, devo dire, a livello di studi demografici, ma sostanzialmente sono delle proiezioni statistiche demografiche, perché una cosa è innegabile, e cioè che i Fenici che sono arrivati in Sardegna a più riprese, ma nell'arco comunque di un momento cronologico decisamente compattato,
non erano certamente molto numerosi, no? Ma questo dobbiamo anche pensare, perché contemporaneamente ai Fenici che si stabiliscono in Sardegna ci sono altre centinaia e migliaia di Fenici che si stabiliscono in Sicilia, nelle Baleari, nel Nord Africa, in Tunisia, in Marocco, Algeria, nel sud della Spagna, a Malta, che rimangono in Oriente, che stanno a Cipro, che stanno a Creta. Quindi sono piccoli numeri ma sparpagliati su un areale enorme. Ma dicevo, uno degli elementi che emerge da questi primi tentativi che sono stati fatti in alcuni ambiti di studio demografico, di proiezioni demografiche, fanno emergere un dato che è veramente molto significativo, e cioè che, considerando i numeri che possono essere ipotizzati, tutti gli insediamenti fenici avevano necessità di una immissione continua di nuovi elementi. Altrimenti queste comunità sarebbero state destinate, secondo le proiezioni, che riguardano ovviamente anche fenomeni causali che possono succedere, come guerre, carestie, pestilenze o momenti, diciamo, improduttivi, eccetera. Quindi questi modelli demografici dimostrano che questi insediamenti, sorti ex novo, avevano necessità di un continuo ricambio generazionale. Ora, io credo che questo, se è vero, se questo modello che è stato applicato in un sito in particolare è vero, noi dobbiamo assolutamente presupporre che queste nuove immissioni siano proprio le fasce di popolazione locale che entrano a far parte di queste nuove realtà urbane. Questo d'altronde è quello che ci racconta l'archeologia, quando noi vediamo appunto questi momenti di contatto nei livelli più antichi di fondazione dell'insediamento di Sant'Antioco, ma di tantissimi altri, in cui c'è una compresenza autoctona. Quindi probabilmente, lo dico in un altro senso, questi insediamenti erano già destinati ad accogliere, se veramente volevano sopravvivere e prosperare, le popolazioni locali. E questo credo che sia un dato appunto molto interessante. Però ovviamente parliamo di numeri di popolazioni sempre molto piccoli, ma vanno comunque relazionati alla situazione globale che c'era allora nel Mediterraneo, no? Cioè, Sant'Antioco, Montesirai, questi siti ovviamente al momento in cui vengono fondati potevano contare su poche centinaia di abitanti, no? Anche questo, giusto per darvi una dimensione proporzionale, oggi sono in fissa con gli Assiri. È stato calcolato che in circa 2 secoli e mezzo gli Assiri in Oriente avevano deportato, quindi non parliamo di altre popolazioni, ma solo di popolazioni deportate, circa 4 milioni di persone. E parliamo del IX e del VII secolo a.C. Quindi ovviamente sono in scala dei fenomeni totalmente diversi, ciò nonostante però ovviamente quando si tratta di aspetti culturali, sociali, non è il gran numero delle persone che ovviamente movimenta la storia, ma è ciò che hanno da dare, ciò che hanno da portare, qual è la condivisione che avviene a livello di questi insediamenti. Quindi no, bastavano anche solo 50 fenici che si univano con altri 100 sardi per dar vita ovviamente a un fervore culturale assolutamente straordinario, che poi infatti sfocerà nella creazione di tanti insediamenti, nel ripopolamento di insediamenti che erano stati abbandonati nel corso dell'età del bronzo e del primo ferro, o viceversa nel potenziamento di altri ancora. Cioè sono fenomeni molto molto complessi ovviamente, che noi vediamo là dove studiamo la presenza di questi insediamenti fenici. Un attimo, Michele, un attimo. Allora, ho letto una domanda, te la stavo per fare io. Una domanda molto provocatoria, quindi vediamo come mi rispondi. Poi tanto il voto al limite sei tu che lo devi dare a noi, non per una volta. Allora, sostanzialmente dicono questo: questi fenici si sono distribuiti lungo le coste nell'arco di qualche secolo. I fenici che sono arrivati in Sardegna, che provengono appunto dalle città del vicino Oriente, potevano avere all'interno del loro nucleo un interesse specifico ad arrivare in Sardegna perché gli sconvolgimenti dovuti al fenomeno dei popoli del mare aveva trasferito da Occidente verso Oriente delle genti che poi si sono integrate lì
mantenendo qualche tradizione. Cioè, mi spiego meglio. No, posso, Pierluigi, scusami. La Sì. domanda è articolata in maniera, diciamo, un po' complessa, però chi l'ha fatta poteva farla molto più semplice, cioè è questa questione di cui ho letto degli Sherdana di ritorno. Ovviamente la mia risposta è no, ed è un no gigantesco. Intanto perché chi sostiene questo dovrebbe conoscere le cronologie. Le invasioni dei popoli del mare siamo alla fine del XII secolo, la fondazione dei insediamenti alla fine del IX. Cioè, non è che si possono sparare 300 anni. Sono 300 anni. Quindi, cioè, come fanno a essere gli stessi? Ma gli stessi che sono vissuti 300 anni? No, dicono persone che 300 anni prima hanno trasferito parte delle loro tradizioni verso Oriente, che poi hanno detto ok, noi conosciamo diciamo, le terre, le tradizioni dei nostri antenati, andiamo a vedere se riusciamo a ristabilire i rapporti. Questo allora, guarda, può anche andare bene, è vero, ma allora anche quelli che hanno fondato Cartagine venivano prima dalla Tunisia, sono andati in Oriente e poi hanno fondato Cartagine, e quelli che stavano a Ibiza, i fenici di Ibiza, ad esempio, lo stesso, erano i bicenchi balearici che sono andati durante l'epopea dei popoli del mare, poi, cioè nel senso non si può spiegare assolutamente, è veramente molto poco convincente. Quello che c'è, ci può essere di fondo di verità in tutto ciò, è che quando i Fenici arrivano in Sardegna, sia essi avevano già una conoscenza della Sardegna, perché esiste tutto un periodo proprio dal fine dell'età del bronzo, inizio dell'età del ferro, fino alla fondazione degli insediamenti, in cui la gente si muoveva, ma non fondavano insediamenti ex novo e città, però i levantini, i fenici, i micenesi si muovevano, quindi la Sardegna non era mai stata isolata, e viceversa anche i sardi che stavano in Sardegna, ovviamente per lungo tempo hanno avuto a che fare con prospector, con commercianti, anche con qualche personaggio che si sarà anche insediato in Sardegna, e viceversa sappiamo che anche i nuragici conoscono parte del mondo orientale, no? Vedasi Cipro, eccetera. Però mettere insieme questi due fenomeni, che sono intanto totalmente diversi e poi sono anche collocati nel tempo, in periodi diversi, okay, ovviamente non è possibile, ma ripeto, l'obiezione che io farei è: allora lo stesso deve valere anche per i fenici del sud della Spagna, anche loro sono di ritorno, cioè perché vale per la Sardegna? Il mio sospetto è che venga detto così perché forse chi sostiene questo crede veramente che i fenici siano arrivati solo in Sardegna, non sa che sono andati anche da altre parti, in Algeria, no, certo, in Marocco, certo. Perché se avessero questo, ovviamente come fanno a dire che sono sardi di ritorno? Certo. Quindi questo è quello che credo, cioè fenici che arrivano qua ovviamente potevano avere già una tradizione, i portolani, no? La Sardegna era nota, tant'è vero che nella Sele di Nora c'è un nome che dovrebbe richiamare quello dell'isola proprio, no? Che non credo sia stato dato nel momento in cui hanno messo piede per la prima volta a terra, era già noto. Certamente era già noto. Era già noto, quindi però da lì a ricondurre a che fossero sardi, ma la cultura materiale... No, non tanto sardi quanto quelli che arrivano in Sardegna avevano in qualche modo diciamo il relitto delle tradizioni, e quindi c'erano i siculi che si sono ritrasferiti in Sicilia. Questo è diciamo il quadro. Anche, ad esempio, i siculi, anche volendoli considerare gli eredi degli Shekelesh, dei popoli del mare, sono già lì quando i fenici fondano Mozia. I fenici vengono comunque dall'esterno, quindi anche lì sti Shekelesh ci stavano, vengono da Oriente, cioè nel senso, conto è il popolamento autoctono di questi popoli che, ahimè, mai conosceremo troppo bene. Per la Sicilia, ad esempio, tutti pensano che esistano i greci e i fenici, in realtà c'è un sostrato autoctono, molto probabilmente anche legato a questi nostoi, a questi viaggi dopo la fine del crollo dell'età palaziale, popoli del mare, eccetera. Sono siculi, elimi e sicani. Poi ci sono i sardi, poi ci sono i libici, i libico-numidici nel Nord Africa, ci sono i balearici, cioè ci sono tante componenti autoctone con cui i fenici entrano in contatto, e quindi non possiamo considerare questi fenici che entrano in contatto con queste popolazioni autoctone come gli eredi di una sola di queste popolazioni autoctone. Certo, allora noi dobbiamo abituarci al fatto che i popoli giravano continuamente, i trasferimenti non hanno un'origine, non hanno una fine, ma è un continuum,
e quindi è anche non intelligente andare a cercare un'origine alla fine. Sì, sono d'accordo, e aggiungerei che le etichette Fenici, Sardi del Taleferro, siamo noi che le diamo oggi, ovviamente, no? Tutti questi popoli definivano loro stessi rispetto alla città-stato in cui vivevano. Chiaro. Va bene, andiamo avanti, Michele. Qua io volevo far vedere un po' come ricostruiamo la topografia urbana di Sant'Antioco, quindi con un'area di necropoli, un'area di abitato, un'acropoli, eccetera. Era giusto per far vedere un po' di queste immagini. E poi volevo far vedere gli scavi del cronicario, dove appunto dimostrano un po' quello che stavo dicendo, cioè non può trattarsi dell'evoluzione del popolamento autoctono sardo, no? Anche questo spesso l'ho sentito sostenere, cioè il fatto che le città che noi chiamiamo Fenice e Sardegna altro non sarebbero se non l'evoluzione del popolamento autoctono, che ovviamente cambia, si adegua, eccetera. Ora, ovviamente no, non può essere così, ma non può essere così intanto perché non cambiano solo le strutture. In secondo luogo perché laddove gli scavi l'hanno dimostrato, cioè queste strutture quadrangolari, questi insediamenti fenici, non sono l'evoluzione di un villaggio nuragico che sta sotto. Spesso il villaggio nuragico sta a distanza, ma non sotto, cioè non insiste in quel luogo, quindi quel luogo viene costruito ex novo secondo i canoni orientali, la cultura materiale parla chiaro. E poi, scusami, l'altra considerazione può essere banale, però se fosse così, ma perché questi insediamenti fenici non li troviamo anche nel centro della Sardegna? E non mi si dica perché avevano la naturale propensione per il mare, perché esistono viceversa anche tanti insediamenti nuragici sul mare che non diventano e non diventeranno, non sono diventate e mai diventeranno delle città fenicie nel corso del tempo. E quindi non è possibile, ma poi fosse un fenomeno tipico della Sardegna, ma queste stesse città le troviamo in Sicilia e in Nord Africa. No, anche ho sentito dire addirittura, infatti, per insistere in una strada sbagliata, interpretativa, si arriva certe volte a dire ma i sardi hanno anche fondato Cartagine, no? Perché? Perché è stata trovata ceramica nuragica a Cartagine. Ma chi sostiene questo non si rende conto che quella ceramica è stata trovata a Cartagine nuragica, ma rappresenterà lo 0,5% all'interno di un buco di 2 metri per 2 metri, in cui il resto del materiale è in stragrande maggioranza ceramica fenicia, anfore greche, materiale sardo, materiale che viene anche da altre zone del Mediterraneo occidentale, dall'area villanoviana, dal sud della Spagna, eccetera. Quindi è semplicemente la riprova del fatto che navigassero tutti insieme, che ci fossero dei contatti tra questi insediamenti, ma da lì a dire che la ceramica nuragica ritrovata a Cartagine dimostrerebbe la fondazione di Cartagine da parte dei nuragici è ovviamente... No, direi più utica di Cartagine. Ma anche utica. Ma parliamo anche lì di percentuali, cioè utica, c'è la ceramica libica che imita le forme fenicie. C'è la ceramica fenicia prodotta in loco e importata dall'Oriente, e poi c'è la ceramica sarda, ma c'è anche la ceramica dei popoli autoctoni del sud della Spagna e villanoviana anche perfetto. Cioè, circolavano molto più di quello che noi possiamo pensare insomma, questi erano sempre in giro a distribuire merci, giustamente, perché il mare è un'autostrada commerciale. Sì, ma senza dubbio, ma proprio perché noi sappiamo com'era complessa la civiltà urbana, cioè mi spingerei anche oltre, cioè non è solo questione di popoli che si muovono, è che evidentemente esistono classi di armatori, esistono imprenditori che evidentemente non è che si muovevano per vendere minuzie, ma per stipulare quelli che noi chiameremo oggi veri e propri accordi commerciali, anche pluriennali. Cioè in Oriente esistevano contratti matrimoniali che prevedevano la cessione e la compravendita di terreni. Cioè dobbiamo immaginare un mondo veramente molto complesso, di cui la ceramica rappresenta veramente la proverbiale punta dell'iceberg. Cioè la ceramica nuragica che noi troviamo in questi posti può avere 1000 significati, no? Il livello basico del quale sarebbe quello di pensare a una presenza in loco, che non è sbagliato, ma presenza in loco a fare che? Anche qua a commerciare, ma non si può sempre solo commerciare. Probabilmente i sardi che stavano a Utica a Cartagine vivevano, no? Avevano fatto famiglia, avevano acquisito dei terreni in loco con cui avevano iniziato a creare
delle joint ventures commerciali, oppure erano dei semplici artigiani che erano specializzati in qualcosa. Cioè è un mondo molto più vicino a quello a cui siamo abituati noi, che non invece a questa visione, devo dire, un po' preistorica, no? Cioè questo era un mondo estremamente sviluppato, in cui questi personaggi parlavano 2-3 lingue, sapevano scrivere, mantenevano memoria con archivi, no? Su questo ci arriveremo. In Sardegna si scriveva e come, e questa è una delle cifre caratteristiche della civiltà urbana. Vedete, Sant'Antioco, questi sono livelli di età subozzieri, sopra i quali si impostano direttamente, vedete, le strutture dell'insediamento fenicio, che non ha niente a che vedere ovviamente con i villaggi. Subozzieri, diciamo che siamo all'inizio del terzo millennio a.C., metà del terzo millennio, quindi 1500 anni prima. Sì, capito. Poi c'è uno iato cronologico, cioè c'è un buco e poi c'è l'installazione di queste strutture. Montesirai ugualmente, questa è una, per quanto vedete sembra molto esteso, ma siamo un ettaro. Montesirai è un ettaro. Cambiano i codici, e quello che volevo mostrarvi era soprattutto la questione della scrittura, no? Anche qua, non a caso, se vuoi bloccarmi, leggere qualche domanda, fai pure. No, vai avanti. Quando mi vengono in mente ti stoppo, non mi sono messo a remore. Volevo dire, no, perché anche questa, ad esempio, è l'emblema della confusione che spesso si fa su questi temi. Perché cioè io penso che spesso si utilizzi strumentalmente la Stele di Nora e le sue difficoltà reali di lettura e di interpretazione per sostenere in sostanza che non è scrittura fenicia, che è scrittura sarda, eccetera. Ora, la Stele di Nora è scritta in caratteri fenici, esistono testimonianze anche più antiche in Oriente, nelle città fenicie, ma questa effettivamente è una delle più antiche rinvenuta in Occidente, e ha delle difficoltà di lettura per via del materiale di cui è fatta, per via del fatto che è stata rinvenuta alla fine del 1700, l'arenaria poi è soggetta a sgretolamento, probabilmente secondo alcuni studiosi non è neanche completa. Ha subito una rubricatura in epoca moderna, cioè ci sono effettivamente delle difficoltà di lettura, ma Luigi, questo è normale, questi sono messaggi che ci arrivano dal IX secolo a.C. e sarebbe strano il contrario, cioè se noi fossimo capaci di tradurle perfettamente. In realtà ci sono dei problemi, ma ciò non toglie che esistono 2-3 versioni accreditate da parte di studiosi molto molto preparati e molto, diciamo, addentro a questa tematica, che effettivamente sono una diversa dall'altra, ma è normale, diciamo, ecco, è un documento abbastanza controverso. Però quello che io ci tengo a sottolineare, la Stele di Nora è uno dei documenti. Poi, certo, adesso questo ho messo l'immagine dell'anfora di Sarcoisforos per dimostrare come questo fenomeno della scrittura arriva anche nelle aree più interne della Sardegna. Ma anche qua, ma è normale, perché se parliamo di un impatto profondo, l'impatto profondo appunto si estrinseca anche ritrovando queste innovazioni rispetto al patrimonio dell'età del bronzo anche in aree interne della Sardegna, altrimenti non sarebbe stato l'impatto, no? Sarebbe stato semplicemente un affacciarsi sulle coste. In realtà le innovazioni arrivano anche all'interno ed è giusto che sia così. Però ecco, torna un attimo indietro la diapositiva Sarcoisforos. Allora, Sarcoisforos è un vaso fenicio con caratteri, diciamo, fenici che stanno interpretati un pochettino, sono in via di interpretazione. Sarcoisforos si trova in Ogliastra. Perché sì. Allora, no, Sarcoisforos, l'anfora, intanto il contesto è ancora solo parzialmente edito, però so che verrà pubblicato. Il lavoro va avanti. Sì. Diciamo di questo pezzo se ne è occupato Giovanni Garbini, un illustre filologo semitico, quindi diciamo sa quel che dice, sapeva quel che dice, quel che diceva. I caratteri sono senz'altro fenici, ma anche questo è perché ci vogliono, diciamo, forse delle ulteriori specificazioni. Cioè i caratteri sono fenici, ma la lingua potrebbe essere anche un'altra lingua, cioè non la lingua fenicia. Cioè, come posso spiegarmi? Esattamente come noi oggi con l'alfabeto che utilizziamo, giusto Pierluigi, possiamo scrivere con lo stesso identico alfabeto, possiamo scrivere quantomeno in tedesco, in francese,
tedesco, spagnolo, eccetera. Poi invece per altre lingue, cirillico, si usano altri sistemi. Però qua, per giù la stessa cosa, no? L'alfabeto si diffonde tanto perché supera le vecchie scritture sillabiche, i vecchi sistemi scrittori, si adatta molto bene a essere dipinto su papiro e quindi ad annotare in maniera molto più rapida, eccetera. Ora, questa qua quindi è un'iscrizione molto verosimilmente fenicia, cioè l'ipotesi che noi dobbiamo dire caratteri fenici, iscrizione fenicia. Però non è detto che poi andandola a studiare nel suo complesso non restituisca una lingua diversa, magari anche una lingua sarda, non ci sarebbe nulla di strano. Scusa, mi è venuta in mente un'altra domanda, ma i fenici che lingua parlavano? L'aramaico? No, c'è una il fenicio. Allora, il fenicio. Okay. Allora, il fenicio sono lingue semitiche. Allora, le lingue semitiche sono un ceppo molto molto ampio che diciamo, si sviluppa nel Vicino Oriente, soprattutto dopo la lingua sumera. La lingua sumera è uno dei grandi rebus un po', no, dei linguisti, perché è sostanzialmente un ceppo linguistico a sé stante, cioè non è imparentabile con nessun'altra lingua nota. Mentre il fenicio rientra nella grande famiglia delle lingue semitiche, di cui i più illustri esempi sono ad esempio l'accadico, per quanto riguarda le fasi del bronzo antico e medio, lingua semitica è l'ugaritico, la lingua che si parlava ugarit, lingua semitica era il fenicio, in questo caso ugaritico, fenicio e ebraico rientrano nel ceppo cosiddetto semitico nord-occidentale. Ora, le lingue semitiche sono attualmente ancora parlate e sono due quelle, diciamo, più note e parlate, che sono l'arabo attuale e l'ebraico. Tant'è vero che spesso molti termini del fenicio antico e dell'ebraico antico si ritrovano nell'arabo moderno e nell'ebraico moderno. Anzi, diciamo, si attinge anche spesso, quando ci sono delle parole poco note, perché hanno pochi confronti, non si capisce il significato, si va, tra l'altro utilizzando, cioè conoscendo le lingue semitiche che funzionano molto diversamente rispetto alle nostre, perché si ragiona come l'arabo attuale, cioè c'è una radice trilittera che poi viene declinata per ottenere tutte le varie parole. E quindi questo è una lingua semitica. Loro facevano parte del semitico nord-occidentale e parlavano il fenicio, che era molto simile all'ebraico, anche all'ebraico antico. Quindi questa è scritta in caratteri fenici, ma potrebbe, esattamente come noi con l'alfabeto italiano, possiamo scrivere il francese, lo spagnolo, il tedesco. Sì, sì, sì. Quindi in pratica c'era un alfabeto che poi veniva un alfabeto, diciamo, generalizzato nel Mediterraneo, che veniva poi utilizzato per scrivere ognuno con la lingua propria, a meno che non si tratti di elementi che devono essere compresi da più parti. Penso ad esempio un contratto stipulato fra due popoli diversi viene scritto in una lingua e deve essere capito da tutti e due, quindi sì, allora io credo, ma personalmente, che la fortuna dell'alfabeto fenicio derivi proprio un po' da quello che hai detto tu, cioè dalla possibilità di rendere lingue, nomi nei contratti commerciali, ad esempio, diversi, no? Quindi non fenici. Si presta molto meglio rispetto ad altri sistemi scrittori, anche non alfabetici. No, ma la questione è che sostanzialmente i fenici non inventano ovviamente l'alfabeto, però lo perfezionano, lo utilizzano molto e soprattutto lo fanno conoscere. Lo divulgano. No, pensiamo anche, noi consideriamo i greci come la culla, no? La bambagia dalla quale la nostra civiltà è nata, ma i greci stessi ammettevano di aver ricevuto le lettere dai fenici. Basti pensare al mito di Cadmo, no? I Phoinikeia grammata, cioè le lettere fenicie. Poi per il tramite di fenici, di greci anche, questo alfabeto arriva anche nella penisola italiana e quindi sta alla base dell'etrusco, ma anche di altre lingue non ancora decifrate, come il libico, come l'iberico ad esempio, la lingua iberica. Noi abbiamo tante iscrizioni iberiche di cui sappiamo il suono dei singoli segni, perché sono basati sull'alfabeto fenicio, ma non sappiamo che cosa... Non si riesce a tradurli, ho capito. Sono delle lettere che però non sappiamo esattamente qual è il loro significato, e ci mancano bilingui in quel caso soprattutto. Ma questo per dirti che se anche fosse che altri popoli adottano il sistema scrittorio alfabetico fenicio, non è detto che, cioè non
non è detto che significhi che adottano la scrittura, cioè quello che voglio dire è che un conto è elaborare un sistema scrittorio, un conto è appoggiarsi ad altri sistemi. Questo, per quanto ne sappiamo noi in Sardegna, può anche essere avvenuto. Io conosco gli studi di Ugas e li apprezzo anche molto, devo dire. Però da lì a parlare di scrittura nuragica, no, perché comunque si tratta dell'utilizzo di segni scrittori, ma che non vengono elaborati in forma autonoma. Quindi sono fenomeni, diciamo, molto diversi, ecco, molto diversi. E per rimanere in questo tema, ho letto anche più volte, ecco, io ho parlato con chi ha fatto delle analisi autoptiche, l'ho fatta anch'io su questo frammento. Quel segno che vedete qua è una lettera Samek, cioè la S come nostra, suono S, e non è un pugnaletta al sagammata, cioè non è il disegno di un pugnaletta al sagammata, sembrerebbe perché ci sono delle concrezioni, ma il solco si ferma a questa linea qua. Quindi questa stanghetta che scende, che è caratteristica del pugnaletta al sagammata, non esiste, è una concrezione, non fa parte dell'iscrizione originaria. Okay. Quindi al momento questa è un'anfora fenicia orientale, del sud probabilmente anche della Fenicia, su cui è incisa dopo la cottura un'iscrizione in caratteri fenici, per noi ancora non tradotta. Ecco, non tradotta. Perfetto. Questo si può dire. Poi, però, ovviamente, no, anche questo significa quindi che allora anche in ambito sardo la scrittura esisteva, ma cioè, queste sono le vere iscrizioni. Vedete che quando si tratta di vere e proprie iscrizioni non ci sono dubbi che siano dei segni, che segni sono. Queste sono tutte iscrizioni perfettamente leggibili e traducibili, che per noi sono una fonte inesauribile di informazioni, di notizie. Vedete, questa è solo, cioè la Sardegna ha dato decine e decine e decine di queste iscrizioni, non tutte complesse ovviamente, anche solo piccole incisioni, però ce le abbiamo. Abbiamo anche delle bilingui, no? Quindi vedete, in punico, in greco, e in questo caso anche una trilingue, questa è la trilingue di San Niccolò Gerlei. Abbiamo anche esempi di quanto era impattante, no? Questa cultura punica ancora nell'età romana. Ad esempio qua abbiamo un Asdrubalis, quindi un nome punico ma scritto in caratteri latini, cioè il contrario di quello dell'esempio che stavo facendo prima, Pierluigi. Cioè in questo caso col carattere latino si scrive una parola che è ovviamente un nome, in questo caso che è semitico originalmente. No, è lo stesso discorso che vale per Hannibal. Abdmelkart diventa Amilcare, no? Idmilcart diventa Imilcone in ambito latino. Aspetta, prima di andare avanti in questa, vorrei rispondere a Lorenzo che dice, ma e quindi i sardi allora erano analfabeti? No, esattamente il contrario, i sardi probabilmente conoscevano diversi sistemi, usavano il sistema fonetico per parlare fra di loro, usavano l'alfabeto fenicio per scrivere dei testi fra di loro, possibile, ma conoscevano sicuramente altre lingue e altre scritture perché comunicavano con tutti i commercianti che arrivavano in Sardegna. Cioè è esattamente l'opposto, non è detto che, non è che chi ha un sistema di scrittura sia istruito e chi non ha un sistema di scrittura sia analfabeta. Assolutamente no, stiamo dicendo esattamente il contrario. Mia nonna è analfabeta, nel senso non è mai andata a scuola, e credo tante altre nonne. Ciò nonostante io non la considero un'analfabeta, tant'è vero che ha potuto condurre le sue attività, eccetera. Ora però il nostro amico, forse che fa la domanda, sta facendo confusione. Cosa vuol dire analfabeta? Ma un conto è parlare, un conto è scrivere, o no? Certo. Sono due cose totalmente diverse. E poi spogliamoci di questi, diciamo, pregiudizi omologatori. In Sardegna non si scriveva perché probabilmente non ce n'era la necessità, ma io su questo ne sono estremamente convinto. Cioè sono aperto anche all'idea che si potesse scrivere in maniera diffusa su supporti deperibili che non rimangono, eccetera. Però poi mi viene da pensare, ma questo avviene per tutte le civiltà, che però scrivevano anche su pietra, cioè nel senso gli egizi scrivevano su papiro, ma noi li troviamo anche su pietra, i fenici scrivono su papiro, noi li troviamo su pietra, su ceramica, su legno, laddove si conserva. Quindi un popolo che scrive prima o poi le tracce di scrittura inequivocabili, però non segneti, li lascia. E in Sardegna non abbiamo nulla di tutto ciò.
Quindi secondo me può essere anche probabile quello, ma cioè, non lo escluderei più che probabile, ma invece ritengo che non scrivessero semplicemente perché non se ne sentivano la necessità, e di questo avrei anche, antropologicamente parlando, delle prove che ovviamente valgono per me, ovviamente non mi sentirei di spacciarle come tali al nostro pubblico, però in Sardegna, cioè, cos'è che noi abbiamo di scritto? I racconti, gli stornelli, la musica, c'è una tradizione orale straordinaria che non ha impedito di trasmetterci concetti, storie, morali, favole per secoli, se non millenni, no? Perché poi io sono, diciamo, intimamente convinto di questo continuum culturale che c'è in Sardegna, che è sempre percepibile. Ora, o no? Cioè, le nostre nonne non ci hanno raccontato le storie tramandate di generazione in generazione, ma mica perché le hanno trovate scritte da qualche parte. Lo stesso mondo greco, che noi pensiamo a torto sia, diciamo, la culla della scrittura, della letteratura, eccetera, quando invece appunto in Oriente esistono brani letterari di millenni prima di quelli greci. Cioè, Omero è tradizione orale. L'Iliade e l'Odissea vengono scritte secoli dopo che furono tramandate con cambiamenti, eccetera, ma oralmente. Quindi se non si sentono sminuiti i greci, quando gli si dice che fino al IX secolo, X secolo scrivevano poco e niente, perché dovremmo sentirci sminuiti noi? Questo che... A parte che poi dico, se ragionassimo in un'ottica inclusiva, queste iscrizioni fenicie che troviamo in Sardegna sono comunque di sardi, Cioè, nel senso, non è che questi venivano in vacanza, lasciavano l'iscrizione e tornavano in Oriente. Stavano qua, si sposavano qua, facevano figli qua, e molto del loro patrimonio culturale, ma anche direi genetico, è ancora oggi circolante in Sardegna. Quindi possiamo dire che la Sardegna inizia ad adottare la scrittura da un certo momento in poi, che coincide con l'arrivo dei Fenici, è dovuta a questa nuova complessità, a questi nuovi traffici internazionali su una scala maggiore, e quindi ovviamente la scrittura si sviluppa. Però non dobbiamo pensare, e poi anche sento dire, ma chi ha costruito quel nuraghe? Ma un conto sono i calcoli geometrici, un conto è la scrittura, cioè anche le elementari, i bambini fanno la matematica e l'italiano, come si fa a pensare che siano la stessa cosa? Certo. Michele, noi siamo già da 1 ora e un quarto che stiamo chiacchierando, io rimarrei tantissime altre ore, però, vediamo di concludere, rimanendo nel nostro tema dai nuraghi alle città. Come la concluderesti questa serata? Quindi dicendo che la Sardegna è un'isola continente, nel senso che troviamo tanto di diverso, ma anche di comune, proprio perché ovviamente ogni nostra considerazione dovremo cercare di calarla nel contesto e nello spazio, quindi nel contesto temporale e nello spazio che le compete. Per cui io direi che insomma, possiamo anche chiuderla qua, cioè quello che volevo riuscire a trasmettere, ci ho provato, no? Quindi queste trasformazioni profonde che investono sostanzialmente la società, gli uomini, no? E poi insisterò sempre su questo concetto, cioè quando noi diciamo che ci fu una dialettica culturale, una fusione etnica e culturale tra i primi Fenici e i Sardi con cui entrarono in contatto, dobbiamo ragionare sulle profondissime conseguenze che questo fenomeno ha causato. Altrimenti, come spesso vedo fare, si continua a riempirci la bocca di questa fusione culturale, però poi analizziamo i fenomeni sempre mettendo i Fenici da una parte e i Sardi dall'altra. Se si sono fusi, li chiamiamo Sardi fenicizzati, Fenici sardizzati, possiamo chiamarli in tanti modi, però dobbiamo prendere coscienza di ciò, ed è quello che sta emergendo dagli scavi più recenti, anche nel VII e nel VI secolo, sicuramente nel VI secolo a.C., noi troviamo ancora tracce che ci richiamano all'ambiente nuragico, sardo dell'età del ferro o tardo nuragico, diciamo così. Anche queste sono ovviamente etichette che però non possiamo esimerci dall'utilizzare, perché ogni volta se no dovrei fare una parafrasi di 12 righe per intendere quel tipo di popolamento che sono le convenzioni che aiutano alla comprensione. Certo. Speriamo che non la
la complicano. Grazie professore. Michele, sei stato straordinario, ci sono i complimenti di tutti, poi se hai voglia di vederti i commenti, se avrai voglia di vedere i commenti, di leggere i commenti, accorgerai. Ti hanno fatto i complimenti tutti. Hanno detto straordinario, professore, ci ha fatto una lezione alla nostra portata. Quindi io ti ringrazio di aver accettato l'invito. Do l'appuntamento a tutti per venerdì prossimo. Ci sarà Angela Antona che parlerà della tomba dei giganti Pascaredda, di Carangianus e dei rituali funerari di epoca nuragica. Quindi andremo 1000 anni indietro rispetto ai nostri discorsi di oggi, Michele. Ringrazio tutti. Prossimo appuntamento quindi venerdì sempre alle 19, sempre in diretta a Facebook. Un caro saluto da Pierluigi e da Michele. Michele. Grazie a tutti. Grazie per l'attenzione, grazie per lui.